Storytime, Evoluzione Radio. Cari amici di Storytime, ben ritrovati. Anche oggi siamo in compagnia di due nuovi ospiti con una nuova storia tutta da raccontare. Prima di iniziare vi invito come sempre a seguire tutte le nostre pagine ufficiali su Instagram, Facebook, YouTube e LinkedIn. Detto questo, non perdo altro tempo e vi presento i nostri due ospiti di oggi. Abbiamo qui con noi Andrea Zanzi e Gabriele Conti. Ciao! Ciao. Ottimo, allora entriamo subito nel vivo del vostro racconto. Piccola presentazione, diteci un po' perché siete qui. Dunque, io sono il direttore, io sono un musicista, lavoro nell'ambito della musica ormai da tantissimi anni, nell'ambito della musica classica e in particolare proprio nell'ambito della coralità, cioè il lavoro con i cori è il mio lavoro principale, la mia attività professionale principale. E in particolare oggi noi vi vogliamo presentare l'attività del coro da Camera di Varese, che poi andrò a raccontare un po' meglio cos'è, come certo. Si è formato, come si è costituito e come prosegue la sua attività. Ottimo. Io invece sono il presidente del coro, nella vita faccio tutt'altro, per me la musica è un hobby e quindi appunto canto nel coro di Gabriele da più di 25 anni e sono appunto qui in veste di presidente del coro. Ottimo, invece tu Gabriele sei direttore artistico, no? Sì. E, per quanto riguarda appunto il coro di Varese, come nasce effettivamente, qual è la storia che sta dietro? Dunque, la storia che sta dietro il coro da Camera di Varese è un po' diversa da quella della gran parte dei cori amatoriali italiani, e cioè il coro è nato all'interno del Civico Liceo Musicale di Varese, quindi all'interno di una scuola di musica nella quale io insegno da tanti anni ormai, veramente tanti, dal 1985, per cui fate un po' voi i calcoli. E diciamo che il coro è nato dal lavoro che io svolgo di formazione corale, di insegnamento della direzione di coro, mettendo insieme i ragazzi che nel tempo hanno dimostrato anche più interesse, più qualità, perché insomma cantare è una cosa che può essere fatta più o meno da tutti, però poi cantare bene, cantare a un certo livello richiede certe doti, diciamo un po' di talento e anche molta passione, perché richiede un'applicazione in termini di tempo, in termini di impegno, anche di sacrifici che non tutti naturalmente sono disposti a fare. Quindi il coro è nato proprio mettendo insieme un bel numero di ragazzi che hanno quindi tutti una formazione musicale di un certo livello, perché tutti hanno studiato all'interno del liceo musicale pianoforte, violino, oboe, flauto e quant'altro, chitarra, e quindi sanno leggere la musica, hanno una preparazione musicale di una buona qualità, e quindi anche il lavoro mio di direttore artistico di un gruppo nel quale tutte le persone leggono bene la musica, diciamo che è facilitato. Da questo punto di vista è un privilegio. Ottimo. E per quanto riguarda invece il repertorio, quali sono appunto i brani che andate a cantare e a fare? Il repertorio, diciamo che per quella che è la storia del coro si è formato scusatemi, soprattutto nell'ambito della musica polifonica, cioè di musica che dal Rinascimento del 1500 fino ai nostri giorni presenta una enorme varietà di proposte nell'ambito sia della musica sacra sia della musica profana, ma rimanendo in quello che è l'ambito classico, colto, non so che parola si potrebbe usare, o forse è più semplice dire noi non facciamo repertorio pop, per esempio. Oggi ci sono molti cori che si dedicano, anche con risultati obiettivamente molto buoni, molto interessanti, all'arrangiamento corale della musica pop, però è un settore specifico che richiede oltretutto una preparazione specifica. Noi invece apparteniamo, diciamo, a quel mondo, a quel settore che si dedica più alla polifonia, ripeto, chiamiamola classica. L'uso di questa parola fa pensare a qualcosa di un po' noioso, un po' pesante, ma vi assicuro che non è affatto così. C'è tantissima scelta di musica veramente di qualità straordinaria, bellissima e affascinante. Ottimo, e poi è bello insomma trasmetterlo agli altri, no? Certo. Volevi aggiungere altro? Ok, quindi e per quanto riguarda appunto la parte dei concerti, credo sia proprio quella più bella, no? Avere il contatto con il pubblico, riuscire a trasmettere un po' quella che è l'emozione, no? Anche di un brano che a volte non è così semplice, ecco.
Sì, sicuramente, come diceva appunto anche Gabriele, il nostro lavoro principalmente è quello durante le prove, quindi anche una cosa molto bella è lavorare tutti insieme, certo, e anche con un gruppo di persone affiatate, quindi anche tanti amici, quindi il bello appunto del lavoro condiviso, che poi chiaramente ha come sbocco quello dell'esecuzione in concerto, del risultato, l'emozione che proviamo noi in prima persona e che ci auguriamo portiamo, certo, anche nei confronti di chi ci ascolta, di un risultato che è appunto il frutto di un percorso condiviso che va poi molto oltre quella che è la semplice somma delle voci singole, diciamo. Assolutamente, cioè, poi dietro ci sono un sacco di prove, un sacco di giorni dove si crea un po' tutto il concerto, no? Poi non è solo un brano, ma sono tanti brani messi insieme e ovviamente dal punto di vista organizzativo bello impegnativo, ma credo che con la passione insomma si può fare tutto. Sicuramente sì. Poi noi abbiamo appunto, come diceva Gabriele, siamo nati come il coro della scuola. Ok. Poi nel 2008 ci siamo affrancati, siamo diventati un'associazione, okay, quindi con tutto quello che comporta essere un'associazione. Io appunto in questo momento sono il presidente, abbiamo un consiglio direttivo che quindi si occupa più della parte, diciamo, più gestionale, lasciando la parte artistica delegata al nostro direttore. Ok, ottimo. E anche dal punto di vista educativo e sociale, insomma, il coro è una grandissima opportunità. Sì, io a questo personalmente credo molto, nel senso che appunto essendo un insegnante fondamentalmente è chiaro che lo sguardo educativo, diciamo pedagogico, non può mai mancare. Io credo molto in questo, poi è chiaro ciascuno tira l'acqua al suo mulino, come si usa dire, ma sono davvero convinto, profondamente convinto, anche guardando l'esperienza di tanti paesi stranieri nei quali la coralità è molto più sviluppata che in Italia. Sono molto convinto del valore proprio formativo, educativo che il canto corale ha e che per questo dovrebbe essere molto più stabilmente inserito nella vita scolastica. Ci sono nazioni come per esempio la Gran Bretagna, dove non esiste una scuola che non abbia il coro, ma proprio è un controsenso, è del tutto scontato, qualsiasi tipo di scuola, qualsiasi ordine ha il coro, cioè la pratica corale è una cosa normale, e così in molti altri paesi. Da noi la situazione è in miglioramento perché sono sicuramente in aumento i cori scolastici, sia delle scuole, cioè di tutti i tipi di scuole, elementari, medie, superiori, anche delle università. Peraltro, così tanto per dire, la prossima settimana noi avremo ospite a Varese i cantori, uno dei 4 cori dell'Università del Mississippi. Questi hanno i fondi a disposizione per fare una grossa tournée nel nord Italia. Il primo concerto sarà proprio da noi a Varese e sono il segno di come l'attività corale sia considerata veramente di grande importanza, certo, in molti paesi. Io credo molto in questo. Una sola cosa dico, noi, non vuole essere critica ma solo una constatazione, noi viviamo molto dal punto di vista del canto e dell'immagine del X Factor, cioè dell'immagine dove il canto è una questione del solista, sono io che canto fondamentalmente. Il coro dice una cosa diversa, il coro dice guarda che cantando insieme noi facciamo una cosa grande, una cosa bella, e il contributo tuo è pari al contributo di tutti gli altri, e tu sei valorizzato dentro un gruppo, dentro un insieme di persone che lavorano insieme, tra i quali si costruiscono vincoli di amicizia, e quindi ha un grande valore sociale e vorrei dire democratico, nel senso che cantare in coro, come dicevo prima, non è possibile per tutti, però certamente è un modo per fare musica anche ad alto livello per persone che non hanno però la possibilità di farlo a livello professionale. Ottimo, abbiamo fatto una bellissima panoramica del vostro coro e di tutto quello che fate. Grazie mille Andrea e Gabriele per essere stati qui con noi. Grazie a voi. Ricordo che potete trovare l'email ga.conti@gmail.com, Coro da Camera di Varese su Facebook, Instagram e YouTube, e trovate anche il sito web www.corodacamera.it e lo trovate anche sul sito web www.italiacori.it. Grazie mille ancora, in bocca al lupo per il futuro e alla prossima. Molte grazie.
Storytime, Evoluzione Radio.